Giovanna Repetto, sono qui per presentare il mio libro L'alibi della vittima. Questo libro è da un certo punto di vista un giallo, da un certo punto di vista un noir, però diciamo che questa suddivisione in generi a me è sempre stata un po' stretta e in particolare sta stretta a questo libro perché è un libro che ha diversi contenuti e diversi aspetti stratificati. Diciamo che nasce un po' dall'unione di vari elementi, quindi questo libro ci sta da un lato sì il gioco a incastro di costruire una specie di meccanismo a orologeria, una specie di quiz da risolvere piuttosto complicato, e nello stesso tempo però è un libro in cui io ho riversato molto della mia esperienza lavorativa, perché io ho lavorato per una trentina d'anni nell'ambito della tossicodipendenza, lavoravo in un CERT, in una località di provincia, Castelli Romani, anche se qui c'è scritto che è un paese dell'Agro Pontino, questo Roccapersa in realtà sta ai Castelli Romani. Nell'Agro Pontino ci sono altri momenti. Un altro luogo significativo è Roccapersa, vi dicevo, una località dei Castelli Romani. Roccapersa è un nome di fantasia, però chiaramente il posto è facilmente collocabile in questa zona ed praticamente rappresenta il posto dove io ho lavorato per tutto questo tempo, e vi dicevo nel libro confluisce gran parte di queste esperienze di lavoro, quindi una società, una situazione, una società di provincia, ma in particolar modo di questa società quello che poi io ho potuto vedere e toccare con mano era questa umanità sofferente legata al mondo della tossicodipendenza, e quindi una situazione in cui c'era anche criminalità, piccola criminalità, situazioni di grande sofferenza sia individuale che sociale, situazioni di degrado, e quindi c'era una larga varia delle persone proprio per capire le loro ragioni, e quindi trattandosi poi di un giallo io ho voluto fare una specie di scommessa, no? Ho voluto entrare in ogni persona, quindi seguo le persone un po' anche dall'interno, un po' nel loro pensiero, nelle loro emozioni, e accompagnare queste persone fino quasi praticamente al luogo del delitto e al momento del delitto. Ovviamente ci sarà, perché un delitto c'è, alla fine è un giallo, e quindi senza far capire al lettore la soluzione, senza far capire al lettore chi sarà a commettere il delitto, riuscire ad accompagnare quelle persone, questi personaggi. Un personaggio che è abbastanza centrale è il personaggio di Greta, che è questa ragazza dai capelli rossi, ecco, la signora che ha già cominciato a leggere, l'ha già conosciuta. Questa ragazza, una ragazza spregiudicata, rivista, che per raggiungere i suoi scopi non esita a utilizzare qualunque mezzo, e soprattutto, dato che è una ragazza seducente, usa il proprio corpo, usa l'arma dell'erotismo e la usa come se fosse come un operaio userebbe un attrezzo. Quindi lei per far presa sugli uomini e arrivare a ottenere i suoi fini, quindi è una ragazza molto spregiudicata. Io chiedo scusa ai lettori del comportamento, perché questo è un personaggio che è sfacciatissimo. Io l'ho messa lì, ha fatto cose che io nemmeno avrei potuto prevedere, ma a un certo punto l'ho vista. Di Stavio che ha cominciato a frequentare Greta e cerca diciamo, di lavorarsela per arrivare, tramite lei, arrivare a Memè. E lei ovviamente ha tutta un'altra, come ho spiegato, un altro obiettivo suo. Facciamo un patto, ok? Di Stasio sfoggiava una voce suadente che non gli era abituale. Greta in accappatoio si strofinava i capelli con l'asciugamano. Aveva aperto incautamente la porta di casa, lo scampanellio che credeva della vicina, di Alicia. Un patto? Un patto.
Greta ridacchiò voltandogli le spalle. Devo asciugarmi i capelli. Non vuoi sapere di che si tratta? Dimmelo allora, non farla lunga. Di Stasio la seguì in camera da letto. Tu sai già quello che voglio. Ah sì? Greta sciolse la cintura e lasciò scivolare l'accappatoio fino a terra. No, non è la mercanzia che mi stai mostrando. Non sei gentile, brigadiere. Cominciò a frugare nel cassetto della biancheria, piegata in avanti, facendo ondeggiare le natiche. Di Stasio, in divisa d'ordinanza, non si allentò nemmeno un bottone. Io voglio memè, dichiarò senza alzare la voce. Ah, soltanto, ti pare poco? Greta scosse la capigliatura, come gli animali scuotono il mantello bagnato. L'acqua rendeva scuri e attaccaticci i riccioli fulvi. E tu me lo darai su un piatto d'argento. Greta rise forte, smise di frugare nel cassetto e nuda com'era sedette sul bordo del letto, chinandosi in avanti per fissarlo con espressione concentrata. E in cambio ti lascerò in pace. Solo questo. Non è poco, posso metterti nei guai se voglio. Ma tu non vuoi, vero? Il sorriso canzonatorio irritò di Stasio, che tuttavia si controllò. Tu invece cosa chiederesti in cambio? Una quota nella società.